Ragazzoli, buongiorno, e voi sicuramente avrete visto il video precedente dove ero in garage a provare il pannello. Adesso ci troviamo nella mia futura probabilmente casa nei prossimi anni, seconda casa scusate, nei prossimi anni, dove effettivamente inizieremo veramente i lavori, salvo cambiamenti in corso d'opera. Scusate, guardo fuori ma c'è un vento e un'acqua oggi, vi faccio vedere. Cioè, non so se rendete conto il vento che c'è, guardate. Vedete gli alberi? C'è un vento assurdo oggi. Piove tutto il giorno. Comunque, ovviamente inizio a ringraziare Gigi che mi ha permesso di stare qui e mi ha lasciato questo posto che momentaneamente lo vedete che è abbastanza pieno. Tra l'altro c'è un altro bel camperozzo della Roller Team, veramente tenuto bene, che è di suo cognato. Bello, veramente tenuto da Dio. Inizio di gennaio andranno via e quindi diciamo che avrò un bel po' di spazio, anche perché comunque quando bisognerà iniziare a verniciare, ovviamente non ci devono essere veicoli all'interno. C'è anche la mia macchinina qua a calduccio, tra virgolette. E quindi niente, voi vedrete spezzettoni e poi vedrò come monterò i video. L'importante è iniziare ad andare avanti perché ce n'è di lavoro. Allora, vi dico principalmente i lavori, le fasi di lavorazione, come saranno più o meno, perché ho una sequenza da seguire anche per il fattore targa, quindi immatricolazione. Come vi ho già credo detto durante il video di presentazione, per fare l'immatricolazione devo fare collaudo, però c'è il parabrezza rotto, crepato, quindi per cambiare il parabrezza prima bisogna fare i lavori alla lamiera, perché dove c'è lo scolatoio comunque vi ho fatto vedere, nel caso andate a riprendervi il video dove vi presento il furgone, quindi adesso non entro nei dettagli. Quindi principalmente tagliando saranno 3 fasi circa. La prima fase sarà la carrozzeria, quindi eliminare, grattare tutta la parte dove c'è una possibile ruggine e vedere cosa c'è sotto, ovviamente capire il danno, l'entità del danno, e dopo iniziare a pulire, eliminare la ruggine e darle la protezione. Poi vi spiegherò bene che strati darò alla carrozzeria per la protezione. Seconda fase sarà quella, parentesi, finita questa fase qua, quindi in cui in mezzo esteticamente è messo a posto anche se non verniciato. E il parabrezza sostituito. Andrò a fare collaudo, così intanto la pratica va avanti per l'immatricolazione. E chiusa parentesi. Seconda fase, almeno l'idea che ho in questo momento, sarà quella di andare a portare il mezzo dal meccanico, quindi una volta che avrò le targhe, e fare i lavori principali di meccanica, perché voglio farli prima di comunque metterci peso a furgone. Anche perché bisognerà capire riguardo il motore, perché ho scoperto che comunque c'è una piccola perdita d'olio, cosa normalissima perché lo fa anche la mia macchina. Ci saranno le guarnizioni della turbina che ovviamente non tengono più col tempo, quindi bisogna capire anche cosa bisogna fare nel dettaglio riguardo il motore. Quello si vedrà, ecco, senza spingermi troppo e farvi perdere troppo tempo, anche se sicuramente lo starete perdendo perché sono lungo a fare i discorsi. La terza fase, che sarà l'ultima teoricamente, sarà la camperizzazione vera e propria. E l'ho già detto credo, ma io non ho esperienza nel fare questo tipo di lavori, quindi sarà tutto un imparare, un informarsi, un provare, sbagliare e niente. Quindi adesso basta parlare e iniziamo. Non so cosa ho fatto, ma va bene. Mi sono ritagliato il mio piccolo angolino per gli attrezzi, robe varie, però è tutto un work in progress. Anche perché mi sto attrezzando per avere un microonde, c'è già un frigo, perché giustamente quando verrò qua, essendo che ho mezz'oretta di strada da casa, cioè una volta che vengo qua la mattina sto qua tutto il giorno, quindi mi attrezzo anche per portarmi cibo, per scaldarmelo,
eccetera. Adesso c'ho 2 panini e amen, però nei prossimi giorni mi attrezzerò meglio. Quindi aspettatevi nel periodo di natalizio che io la mia ditta chiude, quindi sono in ferie, avrò 20 giorni da andare avanti a cannone. Aspettatevi tanti video e mannaggia a me che dovevo anche editarli, però vabbè, fa parte del gioco, del pacchetto. Allora, inizialmente non vi preoccupate che ho l'illuminazione, mi sono comprato un bel farettino. Allora, io pensavo di iniziare a smontare i paraurti e i passaruota delle ruote, appunto per vedere cosa scopriamo dentro. Passaruota, paraurti, scusate, questo è da buttare via, come vi ho fatto vedere nel video. Quindi iniziamo da questa cosa qua e vediamo cosa scopriamo sotto, e dopo penso di iniziare a smontare i pannelli interni, tirare via la moquette che c'è qui sotto, i pannelli in legno, così scopriamo nel pianale se ci sono sorprese. E iniziamo dai, che ce ne lavoro. Allora, piccolo intoppo, e non so se avete visto la time lapse, ma per smontare, scusate, se smontare 2 video venuto giù di tutto. Comunque, mi sono accorto che vedrete lo sfarfallamento del video, ma pazienza. Volevo farvi vedere che volevo rimuovere i paraurti, ma c'è un piccolo problemino. Le viti che tengono i paraurti, se potete vedere, adesso, questa qua ve la segno, questa qua sotto, quella lì, è praticamente proprio sotto il sistema qua del gancio traino, proprio tutto sul blocco di ferro. Quindi per rimuovere i paraurti bisogna tirare via tutto il gancio traino, cosa che avrei comunque fatto perché volevo dargli una rattata eccetera, però mi sono dimenticato il click che non ce l'ho dietro, perché magari lo puntavo e provavo a mollare i bulloni, però niente, cioè provo a mollare, siccome è diviso tipo in 2-3 parti, vabbè, sì, in 3 parti. Proverò a mollare questi 2 qua, così viene questo blocco. C'è anche il cavo del collegamento, che vabbè, sembrerebbe abbastanza lungo, che qua dove riuscire a smontarlo, sperando che i bulloni si sbloccano. Adesso un po' di VD40 e vediamo. Bene, è una 19, non so se vedrete. Fatto agire un po' i VD40, adesso vediamo che succede. Sì, sempre se ci passo, vabbè, posso fare dall'altro lato. Facciamola di là. Scusate, c'è la luce in faccia, però voi vedete, ma io no. Non si è neanche mosso. Bello. Zero. Facciamo un po' l'altro, se magari. Zero. Nada. Impulsi non ce la fa, bisogna andare di cattiveria qualche leva. Bene, momentaneamente abbandoniamo lo smontaggio del paraurti e il prossimo weekend mi attrezzo con una leva da poter smontare e fare leva sui bulloni perché non si muovono. Farò un altro tentativo con gli impulsi, ma dubito. Quindi nel frattempo passiamo da questo lato, tiriamo via anche qua passaruota in modo da poter rimuovere
i parafanghi, perché comunque essendo che dovevo lavorare qua, sta zona qua, riverniciandola, quindi questi comunque bisogna tirarli via. Uno, e l'altro quello di là che è da cambiare. Quindi tirare via il passaruota, vediamo anche se è paravurti, intanto andiamo avanti qua. Andiamo avanti qua. Quello che si può fare, facciamo. E poi sarà anche da rimuovere i tergicristalli per andare a intervenire sulla carrozzeria quando il vetro sarà rimosso, cosa che mi vedrò di fare, cioè di mettermi d'accordo con un carrozziere da venire qua e smontarmelo. Guardate che bell'accumulo di fango, sporcizia e foglie dell'est Europa. Scusate, non l'est Europa, pardon, nord Europa. Oddio, vi confesso che questa roba qua era dove la parcheggiavo io in strada, perché mi ritrovavo, vedete, c'è ancora i resti. Però diciamo che lo strato qui sotto sicuramente non l'ho messa io, ecco, cioè non l'ho accumulata io. Allora, per quello che riguarda fattore ruggine, qua sembra messa a posto, c'è un po' qua, ecco qua, sono i primi danni. Qua è tutto rugginito, questa parte qua. Qua si vede già che è bucato. Male, questo è uno dei primi problemi di ruggine, cioè primi, vabbè, che sarà da sistemare, capire come. Questo vabbè andrà carteggiato e riverniciato. E adesso vediamo se rifaccio in tempo a tirar via anche l'altro lato. Ho perso un po' di tempo un po' a capire come smontare senza andando così a random, però adesso non sono riuscito. Anche qua aspettate che non vedete, anche qui comunque vabbè, sporco che si accumula negli anni, tutto nella norma. Adesso qua sarà un bel divertente staccare i cavi. Vabbè, continuiamo. So che volete che lo faccia e devo farlo. Porca miseria, si è mai solidificato. Bene, dai, pensavo messo peggio, invece qua ok, comunque come potete vedere si è completamente staccato il pezzo lì, che vi dirò la verità, non so si era saldato. No, non si è staccato, è vero, cioè questo qua si è quasi staccato, vabbè, okay. Diciamo di sì. Vabbè, comunque do una pulita. Beh, vi dirò la verità che qua sotto mi aspettavo molto peggio, e invece non c'è neanche un po' di ruggine, ce ne sono un po' lì sotto. Ma no, che puzza. È un po' qua. Cioè, sapete l'odore di come si chiama? C'è l'odore tipo di muschio. Quello è l'odore che sto sentendo. Bene. Ecco ragazzoli, anche l'altro lato tirato via. Qua la ruggine è peggio, perché guardate qua c'è una presa d'aria che non so, vabbè, bisogna guardare per quale motivo, però come potete vedere manca proprio la parte che era mezza arrugginita, qui è bucata, qua manca proprio, è proprio tutta mezza, cioè senza mezza, non c'è più. Infatti anche internamente il passaruota qua, la lamiera era messa male. Questo qua lo cambierò perché era già bucato, no? Il telefono adesso, aspettate un attimo. Questa ce l'ho già in casa, ve l'ho fatta vedere nei ricambi in teoria, perché era sia bottata qua e si aveva un bel pertugio. Bene, adesso penso di dare una pulita e ecco, aspetta che guardiamo bene cosa c'è, si nasconde sotto
questo muschio nero. Vedete che avevo ragione che c'era il muschio? Guardate qua. Comunque ho rimosso anche questa copertura in gomma. E sotto infatti, vedete, c'è un po' di ruggine. Dentro sembra a posto. Però qua bisogna intervenire. Il come lo scoprirò. Intanto bisogna pulire anche bene internamente, non so se vedete, ma c'è della terra lì dentro. Bisogna liberare e pulire bene. Bene ragazzoli, per questo primo episodio è tutto. Adesso vado a casa, ci si becca al secondo episodio. Adesso, da adesso in poi li numereremo. Vediamo a fine episodio, cioè a fine camperizzazione, a quanti episodi arriviamo, anche se non è effettivamente la camperizzazione. Comunque, per sopportarmi come al solito, se vi va lasciate un like che è gratis e iscrivetevi al canale. Ci si...